da una parte ci riteniamo soddisfatti che questa protesta abbia avuto una finalità effettiva, arrivare direttamente al Ministero, arrivare direttamente al Ministro. D'altra parte però non ci possiamo ritenere pienamente soddisfatti dell'incontro. Hanno richiuso le tende i ragazzi dell'Udu che da 11 giorni stavano protestando sotto i portici del Palazzo del Bo. Oggi a Verona una delegazione veneta ha incontrato il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Un incontro di un quarto d'ora dove il ministro ha spiegato che parte dei fondi del PNRR verrà utilizzato per finanziare un bando per la costruzione di studentati privati che garantiranno almeno un 15% di posti sul totale dato in gestione agli enti regionali per il diritto allo studio. Un passo in avanti che però non convince del tutto gli universitari. Una visione che noi non condividiamo al 100%. Abbiamo cercato di ribadire come fosse necessario e fondamentale che si investisse su una residenzialità pubblica, che i fondi del PNRR, fondi pubblici, fossero destinati ancora una volta ai privati che altro non fanno che fare profitto. La mobilitazione non finisce qui. Lei ci ha spiegato i piani del Ministero, chiaramente a noi non bastano. Parlare di 7.500 posti letto entro 2 anni e soprattutto quando questi posti letto andranno a rivolgersi prevalentemente al mercato privato, noi non siamo d'accordo con questo tipo di politica e vogliamo che gli investimenti vadano invece al pubblico. Si tratta di investimenti del PNRR, devono essere strutturali, devono rivolgersi alla residenzialità pubblica e i posti che servono sono molto più di questi. È comunque un primo passo, nel senso che il confronto c'è stato e ora apriremo dei tavoli di lavoro. Ci restano delle risposte che bisogna vedere se saranno concrete. Adesso abbiamo dei tavoli di lavoro con la Ministra e con le varie istituzioni, quindi speriamo che si arrivi a una soluzione concreta. In questi giorni sono state molte le istituzioni che si sono confrontate con i manifestanti. Manca però il confronto con la Regione. Ancora una volta la Regione non ci ha risposto, non ha risposto anche a quello che è il simbolo, la protesta di queste settimane e ci chiediamo effettivamente cosa serve per fare in modo che la Regione, che ha la piena responsabilità sul diritto allo studio e sulla residenzialità, possa effettivamente dialogare con le rappresentanze studentesche e investire effettivamente